Direttore, dopo i risultati della scorsa programmazione, oggi con il nuovo PSL 2023-2027 il GAL ha cambiato approccio. Quali sono i risultati e le prospettive? Con questo nuovo approccio puntiamo in particolare su due temi che sono promuovere la qualità della vita dei residenti con servizi per la popolazione, per la comunità, e proprio martedì 4 approveremo, 4 agosto, importanti progetti del territorio per oltre 1,5 milioni di euro. L'altro tema è quello della creazione di nuove imprese ed è anche l'oggetto dell'incontro di questa sera, che ci prendiamo per tempo, quindi presentiamo la proposta di bando che verrà pubblicata nel mese di agosto con 90 giorni di tempo per presentare le domande, che prevede il premio insediamento di 12.000 euro per le imprese costituite da meno di 6 mesi oppure di nuova costituzione. Possono partecipare a questo bando anche le persone fisiche che hanno un'idea di impresa, allegando un piccolo business plan semplificato per illustrare la propria idea. Il bando parte con una dotazione di 120.000 euro che all'occorrenza contiamo di aumentare. Ricordo che la volta scorsa abbiamo avuto 75 domande e ne abbiamo soddisfatte 58. Il bando prevedeva inizialmente la disponibilità per 43 domande, abbiamo aggiunto i fondi per poterli soddisfare tutti. Ecco, devono essere imprese non agricole, non in campo turistico, ma nel campo dei servizi alla popolazione o delle attività artigianali o delle attività commerciali.